La convenzione di polizia locale di Noventa Padovana, Saonara, Stra e Vigonovo ha raggiunto la piena operatività il 1° gennaio con l'ingresso in pianta stabile di Vigonovo nel comando integrato. E ora arriva una novità importante dal punto di vista organizzativo, ma anche di risposta alla cittadinanza: un numero unico di pronto intervento. Chiamandolo 049 89 52 190, i cittadini dei 4 comuni potranno segnalare emergenze alla centrale operativa unica, pronta a smistare le chiamate e ad attivare la pattuglia del pronto intervento territoriale. Un risultato ottenuto grazie a cosa? Allora, è un risultato sicuramente ottenuto grazie a una collaborazione fra sindaci e sicuramente anche un ringraziamento anche al comandante Luca Meneghini, che è arrivato da 2 mesi. In 2 mesi ha saputo cogliere le richieste di noi sindaci e rispondere anche alle richieste dei cittadini, quello di essere presenti sul territorio e dare delle risposte immediate attraverso la creazione appunto di questo numero unico, dove i cittadini potranno chiamare e avere delle risposte da parte appunto dei vigili nell'arco di tutta la settimana, dal lunedì al sabato, per tutto l'arco della giornata. Fino ad ora che cosa succedeva per esempio nel suo comune? Fino ad ora succedeva che il cittadino chiamava, molte volte non la polizia locale, essendo fuori o essendo impegnata in attività magari così urgenti, non si riusciva a rispondere, e mettendo insieme appunto le forze, 16 vigili che danno la possibilità di avere una persona disponibile tutta la giornata a rispondere. Questo sicuramente ottimizza il servizio. Nel nostro caso serve ad avere sempre un riferimento telefonico per i cittadini, per tutte le esigenze che possono essere di competenza della polizia locale, quindi abbiamo la garanzia che chiunque abbia bisogno può trovare risposte, insomma, tutto il giorno praticamente. Quindi un vantaggio, soprattutto per la cittadinanza. Sì, si fa questo proprio perché sia un vantaggio per la cittadinanza e sicuramente lo sarà. Il numero unico è inoltre a disposizione delle altre forze dell'ordine per il coordinamento degli interventi sul territorio, nella logica dello scambio informativo e della sicurezza integrata. Sono 40 km quadrati, 42.000 abitanti, quindi un territorio complesso, poi a cavallo fra 2 province, quindi una ulteriore complessità. Gli uomini che riusciamo a mettere in campo sono 16, me compreso. Abbiamo assunto anche due nuovi operatori, quindi eravamo prima 14, adesso siamo in 16, e l'idea è quella di assumere un altro operatore che andrà poi a aiutare il sottoscritto nel coordinamento di questa convenzione, che sicuramente è in una fase iniziale, ma ripeto, la parte operativa di risposta al cittadino era prioritario e abbiamo iniziato da questo. Adesso inizieremo anche a gestire la parte più meramente amministrativa. Ecco, una parte importante del vostro lavoro è diventata sempre più la videosorveglianza, no? Sarà uno strumento che utilizzerete? Beh, la videosorveglianza è già presente in maniera massiccia nel comune di Noventa Padovana, anche a Stra e a Saonara, e nei prossimi mesi, entro l'estate, sarà presente anche nei comuni di Vigonovo. Abbiamo, oltre che la videosorveglianza, abbiamo anche i cosiddetti target system, cioè questi portali che sono stati molto utili, in particolare gli ultimi casi di cronaca che ha investito il comune di Vigonovo, che conosciamo bene, e abbiamo anche le fototrappole, quindi delle telecamere mobili che su richiesta dei singoli sindaci o degli assessori o su richiesta anche dei singoli cittadini possono essere attivate in contesti dove è necessario andare a pizzicare chi non rispetta le regole della convivenza civile, in particolare dell'abbandono rifiuti, ma non solo.